vista che l'ambito da cui arrivo, cioè quello giornalistico, è stato più volte tirato in ballo, e giustamente, come veicolo di parole, le parole sono fondanti, avrei un mondo di cose da dire. Cercherò di correre perché voglio dirvele tutte. Allora, questo intervento, questo incontro a cui ho pensato così a lungo, lo potrei chiamare le parole sbagliate. Ecco, su questo tema, su questo nodo essenziale delle parole sbagliate, vorrei portare proprio la vostra attenzione. Le parole non sono io l'unica a dirlo, sono pietre, capaci di costruire il mondo, la nostra identità, gli orizzonti interiori ed esteriori, tanto che un filosofo che io molto amo, cioè Ludwig Wittgenstein, diceva che il tessuto della coscienza si forma attraverso l'acquisizione di parole. Ma sono anche pietre che ci zavorrano, ci legano, ci piombano a terra e ci colpiscono a volte fino a ferirci o ucciderci. Nella mia esperienza giornalistica, della quale mi sono occupata a lungo di tematiche sociali, specie tematiche legate al mondo delle discriminazioni, della violenza contro le donne, realizzando molte inchieste e approfondimenti nello specifico sulla violenza domestica, frequentando quindi i centri antiviolenza, le case ad indirizzo segreto dove le donne si rifugiano, intervistando tante di queste donne che lì si nascondevano e si mettevano in salvo, ho capito proprio dalle loro parole che niente fa più male delle parole. Quasi tutte le donne con cui ho parlato e le cui storie si ritrovano si ritrovano nel libro che ho scritto, che si intitola Il canto delle balene, titolo scelto appositamente perché ho fatto un'analogia, no? Tra la voce sommersa di questi grandi mammiferi che attraversano i mari e la voce sommersa, difficile da udire, delle donne che dentro la loro casa subiscono violenza domestica senza che nessuno se ne accorga il più delle volte. E sulla necessità per la nostra società di avere e di attuare strumenti capaci di sconfiggere questa violenza proprio a partire dal riuscire a captare, a sentire queste parole. Ecco, tutte le donne che io ho sentito, intervistato e che si ritrovano in questo libro e che rispondono poi alle varie domande che abbiamo sentito nelle relazioni precedenti lasciare sul tavolo, no? Anche dalla stessa Presidente, e cioè perché dopo 20 anni, 30 anni di maltrattamenti una continua a restare a casa? Perché dopo essere andata decine di volte all'ospedale non si ribella e non denuncia? Le risposte sono molteplici. Alcune in questo libro sono raccontate in presa diretta proprio da queste donne, come nell'ultimo racconto dove una donna dopo 38 anni decide di lasciare suo marito e di denunciarlo. Il perché si trova racchiuso in una parola. Ecco, proprio dalle parole parte tutto. Il potere delle parole è enorme, lo sapete bene voi, no? Che nelle varie professioni le parole le utilizzate per vari obiettivi. E io ancora di più nel mio lavoro dove quotidianamente maneggio parole, no? Però e di questo ne sono sicura perché ne ho riprova tutti i giorni nel mio lavoro, la gente vivendo in un quotidiano costruito quasi totalmente da quantità enormi di immagini e di parole di scambio che viaggiano sulla rete, quindi super veloci, parole usa e getta per lo più, interagisce con un'istantaneità che sembra quasi cancellare i contenuti facendoli durare pochissimo, quasi anestetizzandoli, no? E comunica sempre di più invece per sintesi visive o lessicali, tanto che sembra spesso dimenticare o sottovalutare, o peggio sembra non voler vedere il reale potere fondativo della parola, e ovviamente vale anche per chi scrive. In questa società quasi in apnea, la definirei così, che si costruisce per sovrabbondanza di immagini e parole, all'improvviso ogni tanto, ve ne sarete accorti, la gente sembra come risvegliarsi, no? Prendere fiato tutto su un colpo e
scandalizzarsi, gridare coralmente a un certo punto contro qualche parola magari più feroce delle altre, che all'improvviso sembra aver risvegliato la propria capacità di visione e di comprensione, cozzando questa parola evidentemente in modo inequivocabile contro qualche verità o qualche libertà fondamentale, quindi facendo improvvisamente diventare visibile finalmente il proprio contenuto e la propria forza fondante. Allora questa parola, questa mala parola, questa parola sbagliata diventa un bersaglio che una volta colpito sembra svegliare le coscienze con un effetto domino, ma purtroppo solo per un po', per poco tempo, dal momento che tutto nella nostra società istantanea viene velocemente dissolto, non serve che ve lo dica, in un magma continuo che offre apparentemente visibilità e movimento, ma rende in realtà tutto e tutti invisibili, la si potrebbe quasi definire, e anche e soprattutto immobili. La si potrebbe quasi definire la dinamica delle scale mobili, no? Dove ti muovi però stando sempre fermo. Quello che mi colpisce in particolare sul tema della violenza è proprio come 1000 parole feroci lungo queste scale mobili passino quotidianamente senza quasi che ce ne accorgiamo. E questo vale per tutti e ovunque. Accade nel lessico quotidiano, quello di casa, quello del bar, quello tra amici, quello della TV, quello della scuola, quello dei giornali, quello dei tecnici, quello degli addetti ai lavori, degli specialisti, della cultura, della politica, eccetera, eccetera, eccetera. È un sottofondo, è una sorta di nebbia, così la definirei. E questo è davvero terribile. E chi ha responsabilità e potere di cambiare le cose, quindi in primis anche noi giornalisti, ha il dovere di intervenire. Per farvi alcuni esempi concreti, vorrei partire dal caso recentissimo, eclatante, lo avrete letto ai giornali, di Federico Moccia, che sulle pagine del Corriere della Sera, un regista sceneggiatore di 3 metri sopra il cielo, i ragazzi della terra, eccetera, eccetera, dei lucchetti, ha praticamente scritto un pezzo, adesso non so se ci sia il tempo di citarvelo, però questo è il pezzo, andatevelo a vedere, in cui a un certo punto fa una lunga disquisizione, anche garbata, interessante, eccetera, eccetera, lancia una bomba atomica in cui dice che l'uomo e la donna, in caso, quando l'uomo uccide una donna e arriva perché la relazione è interrotta, perché ci sono stati tanti problemi, a un certo punto dice ma la loro colpevolezza è pari. Questa frase ha scatenato una quantità di polemiche e ovviamente di reazioni giuste. Parità nella colpa. Vi ricordate? Se metti la minigonna e ti stuprano, te la sei cercata. Se tu donna non risolvi le cose nella coppia in crisi e tuo marito ti uccide, dai, è colpa tua, no? Almeno a metà. E questa è la deformazione inaccettabile del racconto della violenza, delle parole sbagliate. Portare il lettore a mettersi nei panni dell'assassino, del carnefice, della violenza e non della vittima, e non almeno con una visione totale del fenomeno e di quello che accade. Allora, alle parole di Moccia ovviamente ci sono state tante reazioni, come vi ho detto, poi lui ha detto sono stato malinterpretato, ma a fronte di questo caso eclatante, ed è questo su cui vorrei puntare l'attenzione, di cui tutti hanno reagito e si sono accorti, sui giornali e non solo, ci sono fiumi di parole di cui non ci accorgiamo e che noi stessi pronunciamo, leggiamo senza scandalizzarci. E questo è terribile. Vi faccio alcuni esempi veloci, proprio tratti dalla prassi quotidiana dei giornali che si occupano di cronaca nera e di omicidi. Anche se devo dire che negli ultimi anni, grazie a un'attività molto incessante anche dell'ordine dei giornalisti, del sindacato, di tanti operatori che in questo settore si battono, delle associazioni, eccetera, una nuova sensibilità si sta formando e una nuova attenzione. Ecco, facendo una ricerca in Google ieri sera, anzi ieri notte, prima di venire qui, fatelo anche voi, scrivete raptus della gelosia, vi vengono fuori 200.000 articoli in cui in tutti gli articoli o nel titolo o dentro si dice che il femminicidio, l'uccisione o il ferimento di una donna è sempre causa di un raptus della gelosia.
Altra cosa, altri due esempi concreti che si riferiscono non a 100 anni fa, ma uno al 2017 e uno al 2018, un caso che mi ha particolarmente colpito, che non ha destato particolari reazioni a differenza di quello di Moccia, per esempio su un quotidiano locale, su un quotidiano, scusate, online, quotidiano Net, aprile 2017, come tutti gli altri giornali, si era occupato del delitto avvenuto a Camisano Vicentino, in cui un uomo ha ucciso la giovane moglie, che era tra l'altro di nazionalità straniera, con delle coltellate terribili alla gola, lasciandola morire dissanguata, la figlioletta al piano di sopra. E in tutto l'articolo la cosa che mi ha sconvolto è che alla donna è dedicata una riga e mezza. Tutto l'articolo si centra sulla dinamica del delitto e sull'uomo, raccontando che era un artigiano che aveva fatto, che era tranquillo, che sì, aveva avuto qualche episodio. Insomma, gli raccontano perfino che ha pubblicato un libro di poesie e gli dicono che quando, dopo la dinamica del delitto, si scrive, ecco, in quel terribile momento colto da un raptus, più o meno, adesso ve lo riassumo, lui ha dato una svolta tragica e irreversibile alla propria vita. E lei dov'è? Assolta, dissolta. Altro articolo terribile, capitato invece in un quotidiano a stampa del Varesino, del Varesotto, dove si racconta un altro terribile omicidio, dove lei e lui stanno per partire per le vacanze, lite, e lui, sempre colto dal famoso raptus, gli dà 3 martellate sulla testa e poi, non contento, la strangola con un filo della luce. L'articolo, devo dire, mi ha molto colpito perché, scritto tra l'altro da una giornalista donna, si parla in questo articolo di come praticamente la donna in realtà sia colpevole, perché è una donna volitiva, una donna che non stava zitta, una donna che lo criticava, una donna che praticamente a un certo punto, proprio nell'articolo, viene detto, ed è veramente, scusate, allucinante, testuali parole, descrivendo lui non un violento, un uomo mite, un lavoratore che voleva andarsene da una donna, a suo dire, che l'aveva vessato sino all'esasperazione, lo minacciava, un uomo piegato da quel rapporto vinto, un uomo che è esploso. Agli inquirenti, dopo aver confessato tutto, ha detto: ha vinto ancora lei, alla fine è riuscita a distruggermi la vita. Detto questo, capirete che queste sono parole che non hanno suscitato una marea di indignazione, e questo fa parte di quel magma, di quella nebbia, di quel rumor, no? Che ci ottunde le orecchie e non ci fa sentire le parole nel loro peso deflagrante, nella loro capacità fondativa, nella loro capacità di essere pietre che uccidono. Allora, per questo, proprio contro queste parole sbagliate, io sono onorata di aver promosso, scritto il testo base che poi è stato elaborato dal sindacato dei giornalisti e le giornaliste del sindacato dei giornalisti del Veneto, della commissione pari opportunità del sindacato nazionale dei giornalisti, da Giulia Giornaliste, da Luxirai, dal CPO dell'Usirai, eccetera, che in un lavoro capillare e comune ha poi alla fine partorito quello che ne ho portata a copia, è il manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per la parità di genere nell'informazione, uscito il 25 novembre dell'anno scorso e presentato proprio qui vicino alla Fenice, e che mi sono battuta perché prendesse il nome della mia città, cioè Manifesto di Venezia, in cui viene espresso un decalogo su come il giornalista, ovviamente un decalogo di indirizzo, visto che il manifesto è ad adesione volontaria, ed è stato importante che sia stata fatta questa scelta, perché bisogna volere le cose. Se si impongono si fanno passi avanti, ma si metabolizza con più tempo. Allora la scelta volontaria di sottoscriverlo impegna i giornalisti e le giornaliste nei confronti di una lotta
a una violenza che viene considerata endemica, una violenza di genere e una violenza domestica endemica, prima causa di morte delle donne al mondo, e che la Convenzione di Istanbul ha definito in tale modo. Per cambiare le cose, la stessa Convenzione di Istanbul ci richiama al fatto che solo quando ci sarà una reale parità di genere tra i generi si potrà finalmente debellare la violenza. Ecco perché imparare a scrivere e a usare le parole non sbagliate, ma le parole giuste, o meglio, neanche giuste mi piace, le parole che hanno un suono reale, fondativo, e che non sono rumor, è fondamentale. Obbliga questo manifesto, una volta sottoscritto, a fare una formazione deontologica continua, ad adottare un comportamento professionale consapevole, adottare un linguaggio attento a tutte le declinazioni quando si scrive di violenza, ma non solo, anche quando si parla di generi, anche quando si affronta i rapporti familiari, e soprattutto e finalmente a chiedere ai giornalisti di non parlare solo dell'ultimo anello della catena della violenza, l'uccisione, ma anche di tutto quello che avviene prima, perché se no era una famiglia normale, lui era tranquillo, è il raptus che viene fuori nuovamente. C'è tutto dietro, per cui è fondamentale, e chiudo con questa citazione, trovare delle parole nuove che creino una cultura nuova, in cui l'uomo e la donna la possano costruire assieme. Quindi sia nel mio libro che in quello che vi ho detto, qua non è questione di dire uomini cattivi e donne buone, qua bisogna ricostruire dal punto di vista fondamentale, con le pietre delle parole, ma nel senso fondativo del loro termine, una società e una cultura diversa, una società che abbia un equilibrio di rapporti diverso, e per cui le parole, soprattutto che affidiamo alle nuove generazioni fin dalla primissima infanzia, sono fondamentali. Qualcuno diceva che le parole erano originariamente incantesimi, e la parola ha conservato ancora oggi molto del suo antico potere magico. Con le parole un uomo può rendere felice un altro e spingerlo alla disperazione. Con le parole l'insegnante trasmette il suo sapere agli studenti. Con le parole l'oratore dell'uditorio determina giudizi e decisioni. Le parole suscitano affetti e sono il mezzo generale con cui gli uomini si influenzano reciprocamente. Sigmund Freud.